Nicola Ruggeri, anche oggi un'altra grande prestazione da parte della Nuorese, non mollate fino alla fine. No, volevamo cercare di non subire sconfitte, poi per onorare il campionato. Un 3-0 contro una squadra che lottava per i playoff, sembravate voi ancora in corsa per un obiettivo. Sì, ma noi sarà così sino alla fine, noi non regaliamo niente a nessuno. Niente, cerchiamo di fare queste ultime due partite, cercare di prendere quello che possiamo prendere e speriamo senza subire nessuna sconfitta. Siamo alla 28esima giornata, ne mancano due, l'obiettivo qual è? Quello di chiudere così come avete iniziato? Sì, di chiudere sperando di fare 6 punti in queste ultime due partite. Un tuo bilancio personale alla 28esima giornata, ne hai giocato 27, insomma una grande stagione. Sì, anche se qualcuno mi dava per vecchio, però mi sa che si deve rimangiare lingua e certe parole che ha detto, perché credo di poter giocare qualche altro anno vedendo certi giocatori. Dall'alto della tua esperienza, questa squadra che prospettive ha l'anno prossimo? Non lo so, bisogna vedere sempre il presidente cosa vuole fare. Io l'ho già detto, con qualche ritocchino si può puntare a qualcosa di importante anche l'anno prossimo, con la serietà, il sacrificio, quello che abbiamo fatto quest'anno. Poi non so il presidente cosa voglia fare, credo, e uno se fa la squadra credo che la faccia per vincere, non credo che la faccia per partecipare. Speriamo che riesca a riprendersi l'entusiasmo che aveva all'inizio, così per poter fare bene l'anno prossimo.